Allora, questa sera parliamo di donne. Qual è la rappresentanza femminile all'interno della Polizia di Stato? È una presenza ormai consolidata, le donne in polizia ci sono dal 1961, la legge che ha istituito la polizia femminile è del 1959. Solo nel 63 è una legge che ha consentito l'ingresso nella pubblica amministrazione di tutte le donne, quindi possiamo dire che la polizia da molti anni eh, accoglie le donne tra le sue fila. Ecco, si è parlato molto, si è fatto molte manifestazioni il 25 novembre per la violenza contro le donne. Oggi c'è stato un altro femminicidio. Come si può fare per evitare che questo accada? Beh, è difficile prevenire questo tipo di violenza. Io penso che siano le donne stesse a dover prendere coscienza di se stesse e devono conoscere come difendersi dalle violenze che possono essere fisiche ma anche psicologiche. Quindi è importante che ogni donna razionalizzi comunque la sua forza, la forza che può tirare fuori per capire di essere oggetto di violenza e chiedere aiuto a chi glielo può dare. Ormai esiste una rete molto efficace costituita dalle forze di polizia, ma anche da istituzioni diverse, anche dalle associazioni, dai privati, dal comparto sanitario, dai centri antiviolenza. Le donne oggetto di violenze possono chiedere aiuto in molti modi, devono avere la forza e il coraggio di farlo.